Ciao, vieni a scoprire con me la Christmas Fantasy Week. Benvenuti in questo nuovo video della Christmas Fantasy Week. Oggi andremo a fare il make-up di Mamma Natale, quindi sono tutta in tono. Oggi a Milano ha nevicato poco, ma c'è stata della neve ed è stato un po' magico, particolarmente magico. Io adoro l'inverno, adoro la neve e l'ho trovato un po' un segno per fare questo make-up di Mamma Natale, anche perché sappiamo che al maschile Babbo Natale è un po' il simbolo del Natale. Perché non fare appunto un make-up dedicato a Mamma Natale, che io vedo un po' come la versione femminile e anche molto powerful di Babbo Natale. Ho messo dei glitter super mega galattici perché è l'unico termine che ci sta bene sugli occhi. Ho mischiato un po' di rosso e verde e niente, non vado ancora avanti così perché il video è abbastanza lungo e vi lascio al tutorial. Io ho già messo una base molto chiara, però adesso ne vado a mettere una rossa e sto usando a tal proposito Red Velvet 107, che è praticamente il rossetto liquido di Mesauda. Dopodiché picchietto con un pennello. A questo punto posso partire con l'ombretto rosso. Vado a prendere questo dalla palette di NYX e poi con un pennello piuttosto piccolo sto usando il Lash Line Smudger di Nabla Cosmetics. Vado a ricalcare questo rosso prima picchiettando, dopo averlo picchiettato vado a sfumarlo e utilizzo il mio pennello preferito, direi dell'anno, che è il Pointed Crease, sempre di Nabla, e faccio dei movimenti circolari piccolissimi e super circoscritti. Vado a prendere il Na Black dalla Secret Palette di Nabla e con un pennello sempre piuttosto piccolo e sottile vado a tracciare il mio nero sempre nella piega. Sempre con un Pointed Crease di Nabla, ne ho preso un altro pulito, vado a sfumare i contorni sempre a piccolissimi tocchi circolari. Una volta sfumato anche il nero dobbiamo andare a pulire un po' tutta la cut crease. Non sarà precisissima come potete vedere, però comunque voglio che sia abbastanza definita, quindi prendo un colore molto chiaro . A questo punto prendo il colore Reborn dalla palette di illuminanti di Nabla, mentre con un pennello più piccolo vado a picchiettare proprio quelle parti che magari è un po' più difficile arrivare col pennello grande. Vedete che si è creata questa bellissima shade chiara che ci fa un po' da base per i glitter, mentre qui vado a sfumare un po' di rosso giusto per congiungere i due lati. All'angolo interno metto Super Moon, questo qua più chiaro, sempre dalla palette di Nabla. A questo punto prendo un po' di nero e lo passo lungo la linea delle ciglia. Non facciamo una cosa super precisa, ci serve soltanto per dare importanza alle ciglia finte. Come potete vedere ho già applicato le ciglia finte e adesso vado alla palpebra inferiore, vado prima con The Shadow Paint, questo è del brand Mina. Mi ricordo che qualche tempo fa c'era ancora il negozio fisico a Milano, poi l'hanno tolto, adesso lo trovate solo online, e vado a prendere questo prodotto particolare che appunto si chiama Paint perché è un bel verde bosco che richiama moltissimo il Natale, solo che questo prodotto si deve stendere e applicare ad una velocità pazzesca perché tende
tende ad asciugarsi molto velocemente, quindi io ne ho messo un pezzettino da parte. Adesso ci intingo un pennello sottile e piatto e vado ad applicarlo alla palpebra inferiore. E con un altro pennello vado a prendere questo verde qua, sempre dalla palette di NYX, che quindi si appiccicherà proprio a questo prodotto in crema e mi darà questo splendido colore verde. Purtroppo nelle palette che ho non c'è nessun verde di questo tipo, quindi l'ho dovuto praticamente creare. Vado a sfumare anche un po' questo verde e alla palpebra inferiore angolo interno vado a mettere questo verde lime. Matita nera interno occhi, tanto mascara alla palpebra inferiore. È arrivato il momento dei glitter. In realtà questa sfumatura anche è molto bella, magari bisognerebbe un po' sfumare leggermente di più, potreste anche lasciarlo così, però il mio intento è proprio quello di dare l'idea di Mamma Natale. E come dare l'idea se non con un rosso glitter sulla palpebra centrale, che tanto ci piace? Allora vado a prendere il NYX Glitter Primer, questo qua, intingo proprio il pennellino nella colla e vado su tutta la palpebra mobile a partire dall'angolo interno fino alla cut crease in alto. Prendo questi splendidi glitter rossi di Pat McGrath che ha lanciato qualche anno fa, penso un paio di anni fa, e aspettavo proprio il momento per utilizzarli. Non ho mai avuto l'occasione e mi pare che questa sia l'occasione giusta. Per l'angolo interno invece utilizzo sempre i glitter di Pat McGrath che erano usciti insieme a quegli altri, ma leggermente più chiari. Questi sono un po' rosa champagne. Così creiamo anche un punto luce con i glitter. Il trucco occhi è finito, passiamo adesso al trucco viso. Non fate caso ai capelli, indosserò una parrucca dopo e adesso procediamo con la base. Vado con il Close Up Foundation di Nabla nel colore L50, lo appoggio un po' sulla mano e vado a stenderlo con un pennello. Prendo Medium Peach, sempre Close Up, all'angolo interno dove abbiamo un po' la parte più scura, poi Ivory che applico qui al centro ed infine Porcelain che applico un pochino all'esterno lungo il naso e intorno alla bocca. Vado a fare un soft baking. Andiamo a scolpire un po' il viso con Mesauda Sunrise 301. Prendo questo blush sempre dalla palette di NYX. Vado con l'illuminante Super Moon, questo splendido rosa brillante molto chiaro. Come potrebbe mancare un bellissimo rossetto rosso per questo make-up? Vado a definire prima le labbra con una matita e poi utilizzo lo splendido rossetto rosso di Nabla, vi dico il nome, Lysergic Red, penso che sia della collezione di natalizia passata, però è ancora in vendita, o almeno l'ho visto in vendita sul sito, ed è un rosso metallico davvero bellissimo. Mi apparecchio anche per darvi l'idea di questo trucco e del personaggio finale e ci rivediamo tra pochissimo.
Ed ecco a voi il trucco terminato di Mamma Natale. Sono tutta un po' rossa e bianca e c'è un accenno di verde, come avete potuto vedere sugli occhi. Questo è uno dei tanti personaggi che ho creato per questa Christmas Fantasy Week e spero che apprezzerete tantissimo. Come al solito, se riproducete il mio make-up o se fate qualcosa di simile, anche più glam, meno glam, con qualche variazione, mi raccomando, taggatemi su Instagram e seguitemi anche su Instagram dove sono Tonia Makeup e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!